Buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Report. Dunque siamo ritornati ancora una volta al Lido di Venezia per intervistare il famoso capitano Ferruccio Falconi in occasione del suo museo che lo sta aprendo proprio in questi giorni. Vediamo dunque il primo servizio. Io vengo da Marina di Carrara, sono stato scugnizzo del porto, appunto dei marmi, della caricazione mitica, tant'è che il nome mio, di mio fratello, compare nel famoso libro Le vele del marmo di Bavastro, sì, il famoso scrittore, giornalista romano Bavastro. E di lì poi sono andato a navigare, ho fatto... studiavo molto per essere libero d'estate per poter andare a navigare sui navicelli, sugli schooner, su questi velieri di Marina di Carrara e andavo in giro. Ecco, lì ho maturato delle esperienze di bordo. Poi ho fatto il nautico, al tempo di guerra all'Istituto di La Spezia, nautico Nazario Sarro di La Spezia. Poi ho fatto l'Accademia Navale di Livorno, sono diventato guardia marina, direttore del tiro, insomma, è stato artigliere perché effettivamente le navi da guerra sono fatte per portare in giro i cannoni e sparare, quindi io ho fatto sia l'ufficiale di rotta che l'ufficiale addetto alle armi, quindi all'aggressione, alle mitragliatrici, al fuoco antiaereo con delle mitragliere a tiro rapido che erano mosse dai sistemi VAR Leonard velocissimi in brandeggio. Molto interessante la mia carriera. Poi, siccome si guadagnava poco, 30.000 lire il mese, e c'erano dei miei colleghi che non avevano fatto l'Accademia di Livorno e che erano andati subito nella mercantile e guadagnavano tantissimo sulle petroliere. E anch'io, preso dalla voglia di denaro per comprarmi la motocicletta, poi l'automobile, sono andato a navigare sulle petroliere. E lì ho inquinato anch'io il mare perché buttava... Oh. Nota dolente questa. Nota dolente sì, però eravamo obbligati. Quando rimaneva della parte di carico a bordo, si doveva arrivare al porto di caricazione con le cisterne pulite, quindi si pompava tutto in mare, mischiando e lavando le cisterne con la soda caustica. Immagini, già inquinante il petrolio più misto alla soda caustica, povero mare. Io vedevo... Poveri poi bagnanti che sì, a fare il bagno poi dove andavano a finire sui bagnanti si andavano a finire quelle scie di nafta. E allora lì, a vedere tanto scempio ambientale, sono diventato ecologista. Ecco, lì ho cominciato proprio a battermi seriamente, a fare qualcosa di concreto contro l'inquinamento del mare. Pensi che tutt'oggi... Ecco, questa è una bella cosa. Sottolineiamo. Ma pensi che a tutt'oggi, ecco, le flotte mercantili e militari sono considerate più inquinanti di tutte le industrie terrestri. Quindi pensi lei che una nave mercantile, una nave per esempio da crociera, di queste grandi, medie che si vedono, consuma anche 280 tonnellate di nafta al giorno quando naviga e 70, 80, anche 90 tonnellate quando è ferma all'ormeggio, perché deve alimentare tutti i servizi elettrici di bordo impiegando i gruppi elettrogeni, e i gruppi elettrogeni, tanti cavalli, tanta potenza e tanto consumo, e poi i fumi. Ecco perché bisognerebbe allontanare le grandi navi da Venezia o che dare loro corrente elettrica da terra. Ecco, ho vista prima una mentre ero sul vaporetto che praticamente prendeva quasi tutto il canale della Giudecca, ma io dico, se per caso vanno, come dire,
fuori strada, fuori canale. Io mi esprimo con questi termini terrestri, diciamo. Cosa succede? Butta giù qualche casa lì in centro storico? No, non arrivano perché ci sono le gengive fangose che le arrestano prima. Piuttosto c'è da pensare ai traumi di ordine idraulico che si producono nei canali per effetto stantuffo delle carene, di queste carene a dislocamento, cioè locano altrove queste masse immense di acqua. Allora sarebbe più opportuno, secondo me, e ho fatto anche un progetto, non so se l'ha visto quel mio progetto di fare le navi nella barena, di fare un pontile. Lo prende in mano che vediamo in diretta. Ospitare le navi. Lei ecco, pensi qua. Ecco, se lei mi vede. Facciamo un po' i salti mortali, ma ce la facciamo. Ecco, questa è la bocca di porto del Lido. Questa è l'isola artificiale, qui c'è lo sbarramento del Mose. Io qui, appena entrati, subito superato il Mose, faccio una banchina su palafitte, lunga 4, 5, 600 metri, con navi che approdano, attaccano qua e si sposta, si può andare dove si vuole, ci si collega. Siamo vicinissimi a Venezia e abbiamo risolto il problema, perché qui siamo in zona aperta, di massima dispersione, dell'anidride carbonica o degli altri tossici che comunque sono prodotti dalle combustioni. Qualunque combustione di gas, di gasolio, di nafta pesante produce anche anidride carbonica, quindi qui c'è zona marina. Ma cosa ne pensano le istituzioni di questo suo progetto? No, cioè, l'hanno pubblicato i giornali, ma ci sono altri progetti concorrenti che altre persone giudicano migliori. Io no, implicano l'escavo di nuovi canali, io sono contrario. Suggerisco questa idea come uomo di mare esperto. Io ho fatto circa 32.000 pilotaggi nel corso della mia vita, so che portare quelle navi nei canali in ambiti molto esposti, molto aperti, come può essere il canale litoraneo Malamocco, Marghera o altri, in caso di vento forte al traverso può essere problematico. Può costringere le navi a aumentare la velocità o a usare le eliche trasversali, ne hanno anche 2 o 3, quindi avremo delle erosioni. Riprendiamo da studio. Dunque a questo punto ci siamo spostati all'esterno del museo per parlare della laguna est di Venezia, la zona praticamente che interessa l'aeroporto Marco Polo, le isole Torcello, Burano, quindi Punta Sebbioni, andando verso Jesolo. E dopodiché parleremo anche del problema delle grandi navi di passaggio a Venezia. Sentiamo ancora il nostro capitano Ferruccio Falconi. Noi ci vediamo al termine. Va bene, lì sta bene, c'è soltanto quel canale che collega l'aeroporto con la città, con le fondamenta nuove, lì non ci sono problemi. È un canale fatto contrario all'andamento naturale dei ghebi, dei canali, però non ci sono problemi. Se tutti vanno piano, se moderano la velocità, non succede niente. Anche le grandi navi possono continuare a venire a Venezia, ad andare alla marittima, finché non si trova una soluzione radicale, razionale, conveniente, purché vadano piano e che tengano spenti con tempo chiaro i loro radar di bordo, perché sono potenti. Poi c'è quella polemica, fanno male le onde elettromagnetiche dei radar, sì o no? Forse sì, chi dice di no per convenienza, ma certamente non ci sono delle raccomandazioni a esporsi, anzi i libretti di istruzione dei radar giapponesi dicono di non sostare a lungo vicino alle antenne perché può essere pericoloso, e quindi allora prudenza vuole perché vede, c'è stato un giudice di un tribunale che ha paragonato le emissioni dei radar a getto di cose, perché anche nella logica dell'infinitamente piccolo, e poi secondo la teoria corpuscolare della luce, Einstein l'ha detto, ma perché io ci credo a quello che ha detto Einstein, perché i raggi luminosi non sono diretti sempre, ma quando passano vicino a dei
grossi o piccoli corpi celesti, deviano, quindi vuol dire che ne subiscono l'attrazione, la forza gravitazionale, quindi vuol dire che sono corpi, anche la luce. Chi dice è una vibrazione elettromagnetica è qualcosa, ma c'è qualcosa di magnetico nel contesto gravitazionale, magnetico, energetico generale. Quindi ecco, le navi, insomma, torniamo a bomba. Quale soluzione proporrebbe lei? Venezia ha bisogno di navi, è sempre vissuta con le navi. Certamente è stata fatta per burchi, per paranze, per gondole, per galeazze, per coche venete. Ora ci sono tante navi grandi, ma io ricordo i tempi in cui passavo per Venezia, per Piazza San Marco con delle petroliere in 31 piedi, 32 piedi anche di pescaggio con alta marea. E non abbiamo mai fatto danni perché andavamo piano, così anche le grosse navi devono andare piano, piano, si perde poco tempo ma si fa del bene a Venezia, o meglio non si fa del male. Bruciare combustibili a basso contenuto di zolfo e possibilmente quando le navi vanno in banchina applicare il cold ironing system, cioè fornire loro energia elettrica da terra. Ma ora poi sa, caro intervistatore, ci sono anche in uso dei motori che vanno a gas di petrolio liquefatto, cioè anzi la Varsila Vasa di Trieste, quella ex Grandi Motori che era una fabbrica nostra che abbiamo venduto, ma secondo me abbiamo fatto male a vendere all'estero, ma che la Varsila Vasa svedese sta sperimentando i motori per le navi che vanno a gas e quindi sarebbe una grande conquista e quindi le navi finirebbero finalmente di inquinare, perché adesso queste grandi navi sono, dicendo la verità, guardandoci in faccia onestamente, sono degli autentici vulcani itineranti. Se le vede passare di notte quelle scie, sono faville che escono, quindi non sono... Addirittura con le faville che vengono fuori? Sì, perché si vedono faville di notte. Io sono stato mandato da certi armatori, da certe compagnie a ispezionare dei porti, appunto perché il camping on board, certi lo facevano, certi altri no, i registri, e lì di notte vedevo queste scie, si vede di più il fumo che esce dalle ciminiere e che inquina il mare. Ma se noi concentriamo vicino alla città, così come la marittima di adesso, vicino a Venezia, concentriamo un notevole numero di navi, 7-8 alla volta, mettiamo 50 tonnellate ognuna, sono 5 per 8, 40, sono 400 tonnellate di nafta al giorno che bruciamo, e quando è calmo tutta sta roba va in alto e poi ci ricade sulla testa. Insomma, ecco che bisogna trovare una soluzione. Sì, ma io prima infatti a Giudecca vedevo che c'era una scia in alto di fumo nero e poi anche una scia sull'acqua praticamente tutta che si muoveva come se sotto ci fossero... Sì, sono un po', sa, quando si mettono i timoni alla banda per governare, eccetera. Ma ci sono dei danni anche sul fondale? Certi dicono di sì, certi di no. Lei che è esperto cosa ne pensa? Ripeto, se si va piano, se le navi vanno piano non fanno alcun danno né nei fondali né per aria, perché anche andando piano consumano meno nafta e quindi inquinano meno. È tutto lì, perché poi hanno da fare 7-8 miglia dal mare a finire qua. Loro già per ordine della Capitaneria di Porto, perché bisogna riconoscere che il comando della Capitaneria di Porto è particolarmente attento a questi problemi, a limitarne le conseguenze. Non si può togliere il lavoro a 6, 5, 6 mila persone, però bisogna cercare che il lavoro non sia come quello, diciamo, di tante fabbriche, di tante zone, delle zone inquinate d'Italia, delle ferriere, che poi uccide. Il lavoro deve essere proficuo e deve essere salutare. Ecco, quindi anche qui le problematiche delle navi si può trovare una soluzione, non c'è da avere fretta. Ora se ne prospettano di diverse, ma che non trovano molta gente concorde. Dunque riprendiamo da studio, ringrazio Ferruccio Falconi per queste importanti spiegazioni, motivo poi di riflessione. Questa è, diciamo, la prima parte di una lunghissima intervista che riprenderemo prossimamente sempre qui dalle nostre frequenze di Pianeta Oggi TV. Grazie intanto per averci seguito e un saluto a voi tutti, buona serata.